Parliamo adesso di economia e della crisi che continua a mordere tutti i settori produttivi. I consumi non iniziano a crescere. Secondo una ricerca presentata oggi a Venezia da Confcommercio, occorre puntare sul settore del terziario, sulla detassazione. Il servizio di Matteo Mokorovic. Se il peggio è passato, certamente bisogna stare attenti alla coda e comunque della crisi. E per uscire dalla crisi il modo migliore è stimolare i consumi. Ne è convinto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. L'ha ribadito a Venezia al forum dei giovani imprenditori dell'associazione. Per risalire la china bisogna fondare un nuovo Made in Italy basato sull'innovazione e sui servizi del terziario. E si può fare solo ad alcune condizioni. Dare più credito alle imprese e un'attenzione particolare ai giovani che fanno impresa. Condizioni che Confcommercio ribadirà lunedì nell'incontro tra governo e parti sociali sulla finanziaria 2010, assieme alla detassazione della 13ª. E proprio la detassazione torna anche tra le richieste dei sindacati. Noi riteniamo che bisogna continuare quest'opera di detassazione del lavoro, tant'è che la CISL chiede tasse zero sul secondo livello di contrattazione. Il tema lo ha ben presente il governo, assicura il ministro Renato Brunetta, che, ricordando gli investimenti per banda larga e burocrazia digitale, ammette: l'autunno sarà difficile soprattutto per i lavoratori autonomi, ma può aprire una nuova fase per il 2010. Aspettiamo la ripresa per poi cominciare a fare i conti sulle risorse ancora necessarie per gli ammortizzatori sociali e le risorse che si dovessero liberare ai fini della stimolazione della domanda.